Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, ben trovati, benvenuti ad una nuova live di Renitunes. Benvenuti, benvenuti, più di un mese quasi forse che non faccio live, più di un mese che non ci vediamo, ho pubblicato un video così, uno sfogliamo insieme di un vecchio Atlante, ho girato il video col cellulare. Ciao Michele! Rivediamo uno sfogliamo insieme, sarà il primo di una lunga serie proprio perché dobbiamo recuperare il tempo che se n'è andato senza avere, diciamo, neanche uno sfogliamo insieme. Tra l'altro un periodo, quello natalizio, che ci siamo lasciati quasi un mese fa alle spalle, è stato un periodo abbastanza pieno di materiale da vedere, da sfogliare insieme con questa rubrica che mi sono inventato, e poi c'è anche tante altre cose da fare insieme allo Sfogliamo Insieme. Ho tante altre idee da realizzare che verranno realizzate durante il mese prossimo. Benvenuto Michele, benvenuto. Avevo un po' perso, diciamo, pure la voglia di fare queste live, dato che avevo visto che diciamo, date le visualizzazioni, magari anche le interazioni, i commenti, i like erano veramente pochi e mi era un po', diciamo, ho avuto tante altre cose da fare, quello sì, però non gli ho dato più tanta importanza, quindi io ho, diciamo, diminuito la priorità di queste live nella mia vita e quindi proprio per questo motivo si sono diradate così tanto. Poi nei giorni scorsi mi è stato girato un video che mi ha fatto molto piacere. Molti dicono che sono molto autoironico, sì, a me fa piacere quando ciò che faccio piace e soprattutto se c'è qualcuno addirittura disposto a perdere del tempo a montare. Lo so, grazie mille Michele che dice magari non siamo tantissimi ma molto affezionati. Questo mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Vi ricordo che io sono anche su altri social come TikTok, sono presente anche su Instagram, mi trovate su Facebook, quindi in descrizione ci sono, diciamo, tutti i link dei social dove mi trovate, oltre che su YouTube, su Twitch e su Facebook. Bando alla ciance, vi volevo far vedere un pezzettino perché non lo possiamo vedere tutto perché è molto lungo, tanto ho messo il link in descrizione a quel video che è, diciamo, una parodia di una mia live, anzi di una mia doppia live che ho fatto qualche mese fa, e quindi mi ha fatto molto piacere. Purtroppo anche lì su questo canale di questo utente YouTube non ha fatto tantissime visualizzazioni questo video. Allora andiamo a vedere un attimino solo che qui facendo tutto da solo è un po' un problema. Apri, chiudi finestre, eccoci qua. Allora guardate di cosa parliamo. Allora qui vedete c'è un fermo immagine di una sorpresina del Mulino Bianco. Allora, adesso non so se poi però l'audio voi lo sentirete. Allora c'è il microfono live, ok, però vorrei vedere. Allora, questo si chiama Discogs. Un attimo perché vorrei vedere anche di abilitarvi l'audio del allora vediamo un po'. Microfono live, ok, linea in Logitech, niente, vediamo un po' se lo sentite, va, normale così, vediamo di mettere in play questo. Allora no, mi sa che l'audio non arriva, no. Allora vediamo un po' dove me lo dovrebbe misurare. Mm. Vabbè, io lo lascio andare proprio perché qui vedete questa parodia, in alto c'è Mulino Bianco 12 tutte le volte che io dico Mulino Bianco. Intanto che io cerco di abilitare l'audio. Allora, vediamo un po' se io. Allora, un attimo solo mi metto la cuffia perché
No, aspettate che io lo sento, però allora no, no, non si sente. Vabbè, l'audio poi ve lo andrete a vedere. Vi ho messo il link in descrizione. E niente, qui hanno contato le volte che io ho detto la frase mulino bianco, e quindi hanno tagliato questo video per più di 170 volte. Ragazzi, 170 volte io ho detto mulino bianco durante questo video. Un video parodia, a me è piaciuto molto, mi ha fatto molto piacere vedere che almeno un video mio sia stato preso come esempio per fare un montaggio, un qualcosa di divertente. Sì, lo dovete andare a vedere con l'audio, perché poi non solo mi hanno messo anche in loop quando faccio sentire che le scatoline fanno rumore, e lì hanno messo in loop e si sente io che faccio tutto il rumore della scatolina, quindi è veramente, veramente un video fatto bene. Tanti complimenti, ringrazio veramente chi l'ha fatto. Chi l'ha fatto, vediamo un po' se riesco. Guardate, mando un po' più giù questo. Ecco, ha fatto 39 visualizzazioni. 39 visualizzazioni, vedete? 39 visualizzazioni, 13 giorni fa è stato pubblicato. E niente, e l'utente, vedete, io mi sono iscritto al suo canale, c'ha già 7 like questo video, però vedete mi hanno messo in loop. Guardate che è molto molto ironico questo video, molto bello. Non fa niente, vi spoilerò subito il finale, non fa niente. Ecco il finale, andiamo subito al finale. Eccolo, qua parlavo vabbè di altre cose. Vedete, 171, 172, 172 volte. Vedete? E alle volte queste sono cose che fanno piacere. Queste sono cose che fanno piacere. Quindi torniamo adesso in live. Ok? Finisce poi così il video. Mi ha fatto molto piacere, e quindi diciamo ho pensato, ma quasi quasi adesso ricomincio a fare un po' di sfogliamo insieme. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti un sacco indietro, ragazzi, proprio tanto indietro. Guardate che pila, e non è solo questa, ci sono anche questi che non si vedevano. Dobbiamo fare, allora, per lo sfogliamo insieme di questo mi serve l'appoggio ovviamente di tutti questi 45 giri che io già ho. Poi dobbiamo fare ancora lo sfogliamo insieme di questo, mi pare, vedete? Uno speciale di Anime Cult, di questo già l'abbiamo fatto, di retro computing. E poi dobbiamo fare ancora lo sfogliamo insieme di questo, però non lo farò oggi. Dobbiamo fare ancora lo sfogliamo insieme di questo, vedete? Anime Cult, questo è il numero 13, quello prima era il 12. Dobbiamo fare ancora lo sfogliamo insieme di questo, vedete? E adesso facciamo oggi lo sfogliamo insieme invece appena preso stamattina, Anime Cult volume 15 gennaio 2024. Ok, questo l'ho appena preso stamattina. Però prima di andare a sfogliare questo facciamo un intramezzo, e andiamo a aprire un pacco di Amazon, pacchettino piccolo. Dentro non c'è roba diciamo per me, c'è roba che abbiamo preso per mia figlia. Eccoci qua, andiamo a coltellino rosso, ok, andiamo a fare l'unboxing. Allora, e qui dentro ci sono due cosette piccoline. Allora, questo lo tiriamo là, via, per terra. Allora, questa è una, e non so che cosa sia, e questa è un'altra. Allora, questa è una spina che servirà a mia figlia, è un adattatore universale per le prese inglesi, da presa inglese a presa italiana.
vedete? Da presa inglese a presa italiana con tanto di porta USB. Vedete, questa è la presa inglese e questa è la presa doppia presa asciugo e italiana con due USB e una USB-C. Dovrebbe essere. Andiamo a vedere. Allora, andiamo ad aprire, vediamo. Vediamo unboxing prima di andare a fare coltellino. Ok. Andiamo a vedere questa presa come è fatta. Sembra molto buona. Poi vedremo se funziona. Come vedete, presa inglese da una parte e ci sono due USB e due prese. Allora, però qua che diceva? Vedete, due USB e qua dice 4. Ste scatole. 4 USB travel adapter e qua ce ne so due. Non so diventato cieco, so due. Vedete? Vabbè, non fa niente. Tanto a noi ci serviva più che altro come adattatore. Come adattatore da presa inglese a presa italiana. Ok? Ok, e questa è una cosa comprata su Amazon, sta presa. Poi se vi dovesse interessare vi metto il link. Ecco, questa la chiudiamo qua, anche se devono essere 4 USB, sono 2. E questo invece dovrebbe essere un cavetto. Andiamo a vedere. Ed è esattamente un cavetto. Allora, a cosa serve questo cavetto? Vi sarà successo di comprare gli ultimi cellulari. Io già ne ho comprato uno, ma non era doppio così. Allora, vi sarà successo di comprare gli ultimi cellulari che non hanno più la presa per la cuffia, questa qui. Quindi chi come mia figlia ha la cuffia normale con lo spinotto jack stereo, aveva il problema di dove andare a inserire il jack della cuffia. Ok? Allora, io gli ho comprato già un cavetto che funziona benissimo, che ha USB-C da una parte e lo spinotto, però giustamente mia figlia mi ha detto: papà, ma come lo metto in carica? E allora abbiamo preso questo, che qui c'è il simbolo della carica, vedete? Quindi questo lo attaccate al telefono, qui ci attaccate la cuffia e qui ci attaccate il trasformatore, il caricapile. Ok? Così mentre ascoltate la musica con la cuffia, contemporaneamente il telefono si può anche caricare. Ok? Soprattutto nei viaggi lunghi, mia figlia mi ha detto, visto che lei ascolta parecchia musica con le cuffie in macchina, e quindi ha detto: ma come faccio io se mi si sta scaricando il telefono? Semplice, basta andare su Amazon e si trovano cavetti come questi, che questo poi non lo sottovalutate, perché se lo attaccate a un PC ad esempio, questo fa da scheda audio, è un convertitore da digitale ad analogico, visto che le cuffie, quelle con lo spinotto, sono analogiche, mentre sappiamo che l'USB-C è una presa digitale. Ok? E quindi niente, praticamente funziona sui telefoni Android, l'abbiamo già provato, e dovrebbe funzionare anche sui computer, in teoria, se ci sono i driver. Se ci sono i driver dovrebbe funzionare anche sui PC. Allora, senza che mi metto a perdere tempo a rimballarlo così come stiamo, dedichiamoci alla live. Ecco che la mia telecamera automatica mi mette a fuoco. Devo decidere io dove mette la testa e dove mette la rivista. Questa è la rivista Anime Cult, la copertina Anime Cult numero 15, uscita in edicola ieri. Ok? Allora, andiamo subito alle prime pagine dove c'è l'editoriale, e già qui andiamo a leggere che la prossima rivista, il prossimo numero, sarà in edicola tra un mese circa, il 20 febbraio. Ok? E questo è Le 1001 TV, Le 1001 TV, l'editoriale.
di questo numero, ok? Andiamo avanti e subito dopo l'editoriale c'è il sommario. Eccoci qua con un bellissimo sommario, con un'immagine di Gundam stupenda, con Peter Ray, Maggiore Scia. Diciamo, Gundam è un anime cult, veramente, proprio non tanto per fare pubblicità, però è una pietra miliare, diciamo, per quelli della mia età, classe 74, diciamo, che diciamo, oltre a Gigrobo, a Goldrake, a Mazinga, il grande Mazinga, Mazinga Z, i vari Jetta robot, si sono trovati anche davanti ad una storia un po' diversa, che è quella narrata appunto la storia di Gundam, un po' diversa, che non vede degli alieni che vengono a conquistare il pianeta Terra, assolutamente no. Ok, noi andiamo avanti e ci andiamo a sfogliare questa bellissima rivista che è Anime Cult numero 15. Allora, fino adesso qualità della carta la solita, ottima qualità, la leggibilità perfetta, la leggibilità, i font che hanno scelto sempre quelli, però ovviamente di ottima leggibilità, i colori bellissimi, questa immagine la mia telecamera adesso la riesce a rendere, anzi io almeno quello che vedo io, non so se poi YouTube ricomprime il video e quindi magari, però io che ho davanti a me il programma OBS su cui vedo come rende la telecamera, rende benissimo i colori di questa rivista. Allora, le TV di una volta, libere, folli, spericolate, e qui si parla delle TV private, ok? E poi vedete, ci sono TV Revoxon, Telesiti, Teleradio Sole, me l'ero scordata, Teleradio Sole. Quindi c'erano le TV dei ragazzi dove venivano trasmessi, io mi ricordo sempre, per esempio Star Zinger, io lo vedevo, mi ricordo la prima volta che lo vidi, mi sa su TV R Voxon, una cosa del genere. Comunque c'erano tante, soprattutto regionali, soprattutto a Napoli ce ne sta, poi indimenticabile Rete Capri a Napoli, e Telecapri e Rete Capri erano due. Comunque da Tele Monte Carlo al Biscione, ovviamente poi arrivò il Cavaliere, arrivò Silvio Berlusconi che diciamo raccolse una marea di cartoni animati all'interno di contenitori come erano Bim Bum Bam e Ciao Ciao, ok? Bim Bum Bam su Italia 1 e Ciao Ciao su Rete 4, quindi da Tele Monte Carlo al Biscione, poi i grandi distributori, Doro TV Merchandising, Italian TV Broadcasting, c'era, guardate, questi sono i loghi dei grandi distribuzioni, questa è la pagina dedicata appunto al passaggio dalle TV private, diciamo regionali, locali, a una TV sempre privata, quindi non come la RAI, che era la televisione pubblica per eccellenza, ma sempre private come Canale 5, Italia 1, le 4, sono sempre reti private, però a distribuzione diciamo più grande, a distribuzione nazionale. Quindi si poteva poi finalmente dire, oh, noi ci vediamo, faccio un esempio, Holly e Benji, tutta l'Italia alle 4 si vedeva Holly e Benji a Bim Bum Bam, ok? Mentre invece se uno per esempio vuole vedere Kenny Guerriero era trasmesso magari in tutte le regioni a orari diversissimi su delle reti diverse, e quindi non c'era questa cosa di poter dire tutti i pomeriggi ci vediamo alle 4 Holly e Benji, o ad esempio Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo, capito? Quindi questa fu la grande innovazione che portò, diciamo, la rete privata di Silvio Berlusconi, la Fininvest. Da Telenorba a Euro TV, come vedete qui si parla alla grande di tutte queste reti private, come ecco per esempio qui c'è pure Euro TV,
ci hanno messo un'immagine del Corriere dei Piccoli per richiamare, penso, la Mu, Rete A, un'altra rete molto importante, e poi ovviamente prima nacque Canale 5, a ruota seguì Italia 1 e il fanalino di coda fu Rete 4. Però Rete 4, grazie anche a diciamo, questo contenitore che si chiamava Ciao Ciao, acquistò, diciamo, abbastanza velocemente un sacco di consensi. Poi cominciarono a trasmettere su Rete 4 delle trasmissioni anche molto interessanti. Se non sbaglio, correggetemi anche nei commenti, se non sbaglio anche delle trasmissioni scientifiche venivano trasmesse su Rete 4, oltre a varie telenovelas, ok? Quindi diciamo che Canale 5 rimaneva diciamo, l'ammiraglia, la migliore rete tra le tre. Poi seguiva Italia 1 e poi ci fu Rete 4, ok? Guerra tra network, e qui ovviamente c'era 5 Stelle, Super Six, Rete Mia, Odeon TV, ce n'erano tantissime, ognuna cercava il proprio pubblico e ognuna cercava di accaparrarsi le licenze dei migliori cartoni. Ovviamente non poteva mancare un'immagine di Sonia di TRE con il suo robot Birillo. Allora, apriamo una parentesi su Sonia di TRE e il robot Birillo. Qui a Roma c'è una paninoteca dove si può andare a gustare degli ottimi panini e contemporaneamente andare a giocare a una marea, tanti videogiochi, hanno decine di flipper, questo si chiama Arcade and Food, e un sacco di videogiochi cabinati anni 80-90, molti dei quali sono multigioco, quindi si può selezionare il gioco appena si arriva lì, che ne so, voglio giocare a Mexico 86 o a Girus o alle Olimpiadi Los Angeles 84, quello che vi pare. C'è un menu e basta selezionare il gioco che uno desidera e ci gioca sul cabinato, proprio come era in sala giochi negli anni 80 e 90. Perché ho nominato questo locale? Questo locale ha preso appunto Birillo. Birillo, io ho fatto delle foto che ho pubblicato su Facebook, forse ricorderete chi ha vissuto in quegli anni, chi ha visto Sonia di TRE nei suoi angolini della posta e nei suoi intramezzi tra un cartone animato e l'altro, molto spesso andava all'Oasi Park. L'Oasi Park è un parco giochi per bambini piccoli, dove questo robot Birillo era messo in esposizione ed è stato lì per diversi anni. Poi io sono andato un anno con mia figlia che era piccola, quindi parliamo oramai di 5, 6, 7 anni fa, e ho visto diciamo un qualcosa coperto da tantissime coperte, tutte chiuse con lo scotch, e quindi riposto nel migliore dei modi questo robot Birillo, perché aveva la forma di Birillo, però era tutto coperto da tutte queste coperte, tutto diciamo imballato, e stava lì in un angolo vicino a delle giostre e vicino a dei cabinati, vicino a dei giochi inutilizzati, e tra in mezzo a tutti questi ho fatto anche delle fotografie col telefonino che c'avevo all'epoca, mi pare che le pubblicai su Facebook, e quindi adesso io, siccome le foto le perdo sempre, quelle foto saranno andate perse, comunque su Facebook ci dovrebbero essere, mi pare che basta cercare che cosa c'è qui sotto. Scrissi una cosa del genere, però nessuno indovinò, sotto, e allora io scrissi c'è Birillo sotto a queste coperte. Perché ho detto questo? Perché appunto gli amici di Arcade and Food hanno preso Birillo e hanno preso pure Sonia. Ogni tanto Sonia, qualche giovedì, va a fare l'angolino della posta in diretta live, non sui canali social, ma in diretta, cioè la potrete vedere dal vivo direttamente lì da Arcade and Food. Quindi una bellissima iniziativa degli amici di Arcade and Food, che avevano, almeno fino all'anno scorso era il giovedì se non ricordo male, che Sonia di TRE faceva l'angolo della posta direttamente all'Arcade and Food con anche Birillo, ok? Quindi con robot Birillo. Tanti ricordi.
Rosalinda Galli, io, il Duende e la Mu. Allora, questa ovviamente è presa da Pollon, questa qui, questa è la moglie di Zeus. Poi ovviamente qui c'è Vicky il Vichingo, e poi qui sotto ovviamente questa è presa da Goldrake, e questa è la Mu, cioè questa qui. Cioè, aspettate che per tenerlo aperto, ecco, questa è la Mu. Quindi, vedete, Vicky il Vichingo, Giorgio Albertazzi e il Duende. Vedete qui, questa è presa da Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. E io i personaggi poi li riconosco al volo, devo dire la verità. Andiamo avanti, qui ci sono anche scene prese anche da Candy Candy. Vedete? Troppo forte. E andiamo avanti, andiamo avanti. Marco Albiero, sotto il segno delle 7T. Sotto il segno delle 7T. Sailor Moon, 14 anni 1995, 34 anni 2015, 41 anni 2023. Anime Cult, e qui c'è tutta diciamo un'intervista, botta e risposta tra Anime Cult e Marco Albiero. Forte, forte. Kiss Milicia, Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Vedete, vi faccio vedere un po' da lontano. Qua c'è il Monopoly di Sailor Moon, addirittura è uscito il Monopoly di Sailor Moon, e io, visto che mia figlia è patita di The Big Bang Theory, abbiamo comprato il Monopoly di The Big Bang Theory, e devo dire che è divertente giocare a Monopoly impersonando, diciamo, sapendo che tutto quanto ruota intorno ad una serie TV. Quindi il Monopoly di Sailor Moon, vado a pensare che dentro alle probabilità e agli imprevisti ci siano ovviamente delle cose che hanno a che fare con la serie TV, oltre ad avere i segnalini ovviamente personalizzati e il tabellone, ovviamente. Ok? Ovviamente tutte le caselle, tutte le proprietà ovviamente hanno dei nomi che richiamano il cartone. Ok, andiamo avanti, vedete? Stiamo sfogliando insieme il numero 15 di Anime Cult di gennaio 2024. Ok? Gli antenati dei Simpson, vedete? Gli antenati dei Simpson, i cavernicolo, La sigla originale è quella italiana, quindi la voce di Lucignolo. Merchandising, guardate il merchandising anche di questo cartone, vi avvicino un po' questa foto, spettacolare, spettacolare tutti questi personaggi, fatti benissimo, guardate, realizzati proprio bene bene bene. Ecco, qui c'è l'abbonamento come sempre ad Anime Cult, 45% di sconto sulla versione cartacea e 72% di sconto su quella digitale. Ok? Scansionate questo codice a barre, scansionate il codice a barre e vi potrete abbonare ad Anime Cult. Ok? 45% di sconto, non è poco, 45% di sconto. E qui iniziamo con lo speciale di Gundam, eccolo qua, Mobile Suit Gundam, questo è l'RX78. Ecco com'è cominciato tutto, proprio gli albori di Gundam, Peter Ray, Scia, Maggiore Scia, Gundam Italian Club, il GIC, perché ovviamente, allora, faccio un aneddoto, al di là di quello che leggerete
acquistando questa rivista qui sopra. Allora, Gundam venne trasmesso nelle reti private. Quando c'era Expo Cartoon, parliamo degli anni 90, ok? Io vi racconto sempre un bel po' di aneddoti della mia vita, proprio perché mi fa piacere condividere con voi quelle che sono state le mie esperienze. In quel di Expo Cartoon si cominciarono a riunire tanti fan di questo anime, che io, mia figlia dice io li devo chiamare anime, ma per me sono sempre cartoni animati. Io sono cresciuto nel periodo in cui questi venivano chiamati cartoni animati, quindi un sacco di appassionati di questi cartoni animati. In quel periodo si stava sviluppando un po', anche grazie ai laser disc, i laser disc della Pioneer, diciamo la computer grafica e la digitalizzazione del video e dell'audio. Ok? Si cominciavano a vedere già i primi DVD, i primissimi DVD. E allora che cosa venne in mente ad una serie di appassionati di questo cartone animato? Allora, siccome in Giappone si trovavano tranquillamente i laser disc di Gundam, però si trovavano in qualità laser disc, lingua originale, sottotitolati in italiano, fan sub, quindi gli appassionati si erano messi a scrivere tutti i sottotitoli sotto al video ottimo preso da Laserdisc originale giapponese. Non contenti di questo, fecero una raccolta fondi. All'epoca non c'era online, tutto la raccolta fondi venne fatta a Expo Cartoon, venne fatta tramite il passaparola degli appassionati, anche tramite IRC, tramite canali di chat, i primissimi canali di chat, ok? E tramite questa raccolta fondi venne fatta una squadra che lavorarono a tutti gli episodi di Gundam, quindi presi dal Laserdisc, e gli venne messo l'audio originale italiano. Poi vennero distribuiti su dei DVD e addirittura vennero distribuiti anche in versione Super Video CD. Il Super Video CD era un formato che girava sui comuni CD, i CD masterizzati che venivano all'epoca utilizzati quasi solo per i CD audio, però il Super Video CD è un formato compresso con lo stesso algoritmo, con lo stesso formato di compressione che è l'MPEG, che poi venne usato nel DVD, però sul CD. Ovviamente c'entrava molto meno materiale rispetto al DVD. Il DVD, diciamo, è sempre un 4,7 GB, mentre il CD all'epoca arrivava proprio al massimo a 800 MB, ma i CD normali passarono da 640 a 700 MB, quindi lo standard era 700 MB. Perché si parla di mega? Perché poi i mega vennero rapportati al video, e mi pare che c'entravano un paio di episodi per ogni CD, ok? Mentre sul DVD riuscivano a metterci anche 5-6 episodi per ogni DVD, quindi mantenendo poi la qualità sempre più o meno quella, perché poi se no c'era il video CD che non era il super video CD. Tutti questi formati erano compatibili con i lettori DVD, quelli che andavano sotto alle televisioni. Quindi mentre sul PC già c'era l'AVI, il DVX, che la faceva da padrone tramite anche programmi di scambio dati come Emule, mi ricordo all'epoca, praticamente vennero fatti, oltre a questo formato DVX compatibile solo col PC e con alcuni lettori che mi ricordo l'Amstrad l'Amstrad fece il DVX player. Io ce l'ho ancora uno o due dei DVX player che leggevano i DVD e anche i DVX, però il formato DVX non aveva uno standard, mentre il formato DVD, video CD e super video CD avevano uno standard e quindi potevano essere letti da tutti quanti i lettori, ok? Senza fare aggiornamenti software, senza fare troppo lavoro sopra, ok? E quindi venne distribuita questa serie di Gundam in formato digitale con il video originale giapponese e l'audio italiano sincronizzato al meglio possibile per l'epoca. Adesso si trovano tranquillamente i DVD di Gundam. Gundam mi pare che sta pure su una di queste reti
che trasmettono via internet, non so se ce l'ha Netflix o mi pare sì Netflix, non so, mi pare che non ce l'ha Prime Video, ce l'ha Netflix Gundam. Comunque sta su una di queste reti digitali, ok? Oh, Tomino o Okawara, 3 strade, un destino. Qui c'è pure Heidi, ci hanno messo Heidi. Allora, guardate un po', Gatchman, la battaglia dei pianeti, Ken, il falco. E qua giù c'è sta pure Yatta, ma c'è Yatta Khan. Questo è Yatta Khan. E qui c'è pure lo Zambot 3, C'è una bellissima immagine di Zambot 3. E poi vabbè, Yamato, vabbè. Star Blazers. E qui continua Gundam con tantissime immagini. Io ho il giocattolo di Gundam in mezzo ai miei micronauti su in soffitta e prima o poi metterò tutto quanto dentro a delle vetrine, non so quando, ma prima o poi ce le vedremo tutte queste cose che io adesso stanno in soffitta, dimenticate dentro, dimenticate no perché lo so che ce l'ho, dimenticate no, però diciamo lasciate dentro a degli scatoloni dove ci sono tutti i micronauti, la mia collezione, c'ho il Gatti che era in due versioni, quella grande e quella piccola, quindi quella con le 3 macchine e quella con le 5 macchine, tutte staccate più grandi, no? C'ho dei giocattoli anni 70-80 che mi riportano indietro nel tempo. C'ho un Titan 3 tutto rotto, che però mi piaceva troppo, tutto di metallo. Bello il Titan 3. Guardate, io sto andando avanti, non sto fermandomi più di tanto, tanto poi questa è una rivista che va acquistata, quindi diciamo non mi soffermo più di tanto, anche perché qui si parla proprio di Gundam, diciamo sviscerato in tutti i suoi segreti. Vedete le origini di Gundam, Gundam di origine proprio si chiama proprio così, poi dalla passione alla professione. Vi sto facendo vedere proprio la rivista così com'è quando voi la acquistate. Ecco, qui ci sono pure tutte le opere, vedete? E tra l'altro io lo sto sfogliando insieme a voi per la prima volta, proprio perché vi ho detto che questo, tra l'altro io questi qua non l'ho ancora sfogliati, questi stanno così poggiati su questo tavolo da quando sono usciti, quindi a breve faremo anche uno sfogliamo insieme di quegli altri perché voglio recuperare. Ho pensato dai facciamo da questo e poi andiamo indietro, facciamo poi 14, 13 e 12 e ci rimettiamo a paro con Anime Cult, che qui ve l'ho fatto vedere, sempre di Gundam si parla. Questo è tutto lo speciale di Gundam. Andiamo più veloce, se no poi questa live dura sempre troppo tempo. Io volevo stare sempre al di sotto dell'ora. Guardate che belli questi, ci stanno dei modellini che sono stupendi di Gundam, mamma mia, uno più bello dell'altro, anche perché Gundam aveva questi colori rosso, bianco, giallo, bellissimo. Speciale Pokémon in edicola, la Super Fan Guide definitiva. Questa è una pubblicità, mi sa che è sempre Spray Edizioni, pure questo. E qua ci sta Anime e Core. Gigi la trottola. Qua ci sta un ZX81, guardate un po'. Si trova retro computing anche parlando di cartoni animati. Ciao Mister Mulino, bravo. Ah, tu sei, l'ho fatta vedere. Se vuoi, vatti a vedere quando finisco la live. Io ho fatto vedere il tuo video, Ci abbiamo collegato Fairy Kingdom. Fairy Kingdom è quello che mi ha fatto il video che ho fatto vedere all'inizio della live, che ha contato quante volte ho detto mulino bianco 172 volte. Ve l'ho fatto vedere all'inizio della live. Vi ho messo il link a questo video di Fairy Kingdom giù in descrizione. Se andate c'è il link a quel video.
ti ringrazio tantissimo e guarda che secondo me non deve essere stato facile. Io purtroppo ho un computer molto vecchio, molto vetusto, molto andato, c'ha 16 giga di RAM, però è l'unica cosa buona, è un i5 di seconda generazione, è un PC del 2012 e quindi a me già editare io edito giusto i filmati che poi vado a pubblicare su TikTok e Instagram, che sono filmati di massimo 2-3 minuti e ci vuole quasi un quarto d'ora, 20 minuti a fare poi il rendering finale, e quindi di più non mi spingo. Ma mi immagino tu che hai dovuto tagliare, incollare tutte quelle scene, ci avrai messo un sacco di tempo, perciò mi fa piacere anche far pubblicità a quel video sperando che cresca un pochettino, proprio perché ho visto che dietro c'è tanto lavoro, pure per mettere quel contatore là sopra che diciamo conta quante volte ho detto mulino bianco. Magari mi fai un altro video e conti pure qui quante volte l'ho detto o quante volte dico anime cult durante una mia live. Ok, comunque qui c'era, dicevo, lo ZX81. Per editare circa 3 ore ci ho messo solo con i tagli circa 3 giorni, un totale di 15 ore circa. Vedi, non è un lavoro. Io purtroppo non ho i computer adatti per poter fare montaggio video, diciamo, semi professionale, non per fare chissà che, però per almeno fare un video un po' buono. Dovrei fare tanti pezzettini di video e poi magari con un solo programma, quello là che li unisce e li fa diventare unici, potrei fare, ma poi tra l'altro io non lavoro mai in Full HD, io lavoro in HD normale a 720 normalmente, non riesco ad andare a 1080 perché il computer a 1080 si ferma proprio, quindi servono pure dei computer diciamo adeguati e moderni. Come vedete qui dietro c'è un computer portatile, quello è diciamo abbastanza nuovo, è il PC di mia moglie, dentro ci ho fatto mettere, cioè c'è un SSD da 512, quindi va abbastanza bene, ma diciamo per fare montaggio video serve un qualcosa di dedicato, in modo che così si riesce pure a vedere. A me tante volte quando vado oltre i 3 minuti, arrivo a 5 minuti e vado a mettere col programma delle titolazioni, delle scritte sul video, cioè comincia ad andare tutto quanto a scatti pure nella preview, che io la preview ce l'ho in bassissima risoluzione, a pochi colori pure, eppure va tutta a scatti perché non ce la fa a rendere. Quando io metto un filmato sopra l'altro, spesso mi capita di dover mettere due filmati, uno piccolo e uno grande a tutto schermo, con dei titoli, delle scritte, e lì comincia già a non farcela più. Comunque avevo fatto vedere qui su Anime Cult, si parla anche dello Spectrum ZX81. Allora, Nicodemo Francesco da Matsumoto Miyazaki. Ok, qui c'è pure Capitan Harlock, bellissimo Capitan Harlock, che ve lo dico a fare. Questa è un'immagine iconica, questa si trova dappertutto. Goldrake, il grande Mazinga e Mazinga Z. Tra l'altro ci sono il grande Mazinga, qui Goldrake, il disco pure di Goldrake che gira qui. Questa è un'immagine che si trova facilmente. È una bellissima immagine utilizzata qui. Eccoci qui. Oh, la stagione di Yamete. Vado avanti io veloce perché si sta facendo tardi. Le 1000 avventure della Merak Film. Stiamo sfogliando insieme. Salve la Dana del Panda, benvenuto, benvenuto. Stiamo sfogliando insieme Anime Cult, uscito ieri, io l'ho preso stamattina. Qui si parla di Love Militia. Love Militia, come sapete, io ho i vinili, ho i CD, i cofanetti su CD, perché sono un fan di Cristina D'Avena veramente da sempre, da sempre. Io, tra l'altro, lei è una decina d'anni più grande pure di me, eppure io da quando ero piccolo, dalle sigle di Bambino Pinocchio, eccetera,
i 45 giri che ce n'ho tantissimi suoi, i 33 giri, tutti i Fivelandia, tutti Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV. Se andate sul mio canale TikTok, Reni underscore J, su TikTok vedrete che ho pubblicato un sacco di roba di Cristina D'Avena proprio perché, cioè, per me Cristina D'Avena rimane un qualcosa e poi mi fa piacere che ancora... Ciao Mirko! Ok, Mirko, la Tana del Panda, andate a vedere anche il suo canale e andate a iscrivervi se non siete iscritti al suo canale, mi raccomando, la Tana del Panda, mi raccomando. Allora, e dicevamo appunto che diciamo, al di là delle sigle, che poi lei si vedeva anche a delle trasmissioni con vabbè, a delle trasmissioni anche su Canale 5, eccetera. Credo di avere i Fivelandia 5 in vinile e qualche cassetta. Tu sei del 1981, sei un po' più giovane di me. Io i Fivelandia l'ho fatti vedere in tanti video, ce n'ho una montagna che non finisce mai e poi ho continuato a collezionare tutto ciò che è di Cristina D'Avena. Mo qui, guarda, ultimamente ho pubblicato Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV2 su vinile. Su vinile ho pubblicato pezzettini di tutte le sigle che sono contenuti su Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV2, che sono una più bella dell'altra, perché lì c'è anche, per esempio, Manuel De Peppe che canta Tutto in campo con Lotti, c'è Paolo che canta Olly e Benji 2 fuori classe, ci sono tante sigle lì sopra, una più bella dell'altra. Cristiano D'Avena e i tuoi amici in TV2 che non è mai uscito su CD, c'è in vinile e c'è in cassetta. Fortunato è chi ha la cassetta di quello, io ho il vinile comunque, e questo qui è dedicato quindi a Love Milicia, che è il primo telefilm che è uscito dopo il cartone animato Kiss Milicia, ok? Comunque la D'Avena mi sa che è invecchiata meglio di noi, ma io la D'Avena la vedo sempre uguale. Guardate, a me mi sembra sempre questa la D'Avena. Mo lascia sta che c'ha, diciamo che si veste diversamente, ovviamente, diciamo, e poi ha cavalcato l'onda. A me sono piaciuti tanto tutti i duetti che ha fatto, Duets Forever, veramente ha coinvolto altri cantanti. Come tutti quanti, io aspetto, come anche lei stessa sta cercando di convincere Lorenzo Cherubini Giovanotti a fare anche lui una canzone con lei. Porca miseria, veramente una canzone di Cristina, un duetto tra Cristina e Giovanotti veramente manca e sarebbe molto bello. Sarebbe molto bello, per esempio anche con Eros Ramazzotti. Andiamo avanti. Oh, io ovviamente ho tantissime altre riviste e mi farebbe piacere veramente fare uno sfogliamo insieme di tutte le altre riviste che ho. Io ragazzi ho tutti i Java Magazine che uscivano all'epoca negli anni 90 e fu una delle prime fanzine. Poi ho tutte le riviste che uscivano, qualche rivista fatta dai K-Boys, i Taco-san, e quanta roba che c'ho. Qua c'è sta God Sigma, questo è God Sigma, poi giro e che cosa mi trovo davanti? Mi trovo i Transformers. Oggi proprio ho pubblicato un brevissimo video di una ventina di secondi dedicato ai Transformers. L'ho pubblicato su Instagram e su TikTok, un brevissimo video. Se avete Instagram o TikTok andatelo a vedere sul mio canale. A me mi trovate sempre come Reni J. Ok? L'Ape Maia, merchandising sull'Ape Maia. L'Ape Maia è un altro cartone animato che ha un sacco di sigle. L'Ape Maia va, si sveglia il mondo, lo accarezza il sole, si sveglia l'Ape Maia dentro un fiore. Oh, a me fa sempre piacere vedere Kenny Guerriero, e qui c'è Kenny Guerriero, addirittura 40 anni di Kenny Guerriero. Però vedete, io per quanto questi cartoni animati, vedi, cercano di farli reali, ovviamente poi uno dice, ma Kenny Guerriero ce lo vedi a insegnare la divina arte di Okudo a qualcun altro, come Jukei, come gli altri maestri di Okudo? Io non ce lo vedo a insegnare l'Okudo, eppure lui
dovrebbe, diciamo, nel proseguire della storia sarebbe dovuto diventare un maestro, cioè deve insegnare, diciamo, l'arte Okudo e tramandarla. Ma io non ce lo vedo Ken che si mette appresso a dei bambini, perché poi la devi insegnare fin da piccoli l'arte di Okudo, e quindi lui è più un lottatore che un maestro. Ma comunque lo so a memoria ancora oggi, è qualcosa che io ho visto talmente tanto Ken il guerriero, Okuto no Ken, eppure tutta la colonna sonora è bellissima, Kill the Fight, bellissimo brano, proprio bellissimo, ce ne sono tante, Love Song, la colonna sonora, cioè la sigla di chiusura della seconda serie è bellissima, vabbè, Top Boy, la sigla di apertura della seconda serie, ma tutta, cioè, Okuto no Ken Original Song, quel CD io, a parte che ce l'ho, all'epoca lo masterizzai sempre, io lo dico sempre, con l'Amiga 500, il primo CD audio che mi copiai fu Original Songs di Ken il Guerriero, ok? Diciamo che io ero uno dei primi, mi ero messo un lettore CD in macchina con uno stratagemma che mi ero inventato io, accroccato, insomma, perché mi ero messo un lettore CD interno da PC, di quelli però con i tasti avanti, dietro, play, pause, stop, c'aveva tutti i tasti davanti, non mi ricordo se era un Teach o un NEC, che c'aveva tutti i tasti per sfruttarlo come CD audio, avevo attaccato l'uscita audio dietro del lettore tramite una audiocassetta di quelle là che c'avevano il cavetto jack dentro all'autoradio, e mi sentivo i CD in macchina. Ok, scusate, ma non posso rispondere al telefono, sono in live, quindi semmai dopo richiamo. E quindi dicevo, mi ero messo un lettore CD in macchina di quelli da PC, però messo in macchina. E ci sentivo i CD, tra cui il CD di Okuto no Ken Original Songs. Ok? Adesso è facilissimo, basta che metti tutto su una pennetta, anzi, ancora più facile, io metto tutto su Mixcloud quando si poteva, adesso non si può più, comunque, e mi sento tutto da Mixcloud, senza neanche fare più le pennette, non c'è proprio più bisogno. Qui si parla di Sailor Moon, la combattente che veste la marinara, o Enzo Draghi, i Beehive con la voce di Enzo Draghi. Enzo Draghi è un altro mostro, un altro. Ah, qui ha fatto 12 tracce, un CD, è uscito il CD di Enzo Draghi. Ok, qua inedito, non so a che cosa si riferisce. Ripeto, io la sto sfogliando con voi la prima volta insieme a voi, e anche queste non le ho ancora aperte, ripeto. Quindi dobbiamo vedere City Hunter, e qui Goldrake, e qui addirittura Devilman, e qui c'è anche Kenny Guerriero, vedete? La parola d'ordine è violenza. Violenza! Ecco, un altro anime che conosco molto bene, i Cavalieri dello Zodiaco. Ho visto lì lo speciale, i Cavalieri dello Zodiaco. Oh, e qui ci sono un po' di 45 giri, vedete? Candy ce l'ho, Fantaman non ce l'ho, Jet Robot mi pare che ce l'ho, sì. Giorgio della giungla non ce l'ho, Space Robot non ce l'ho, Gaiking non ce l'ho, me ne mancano. Lo so, Top Boy e Love Song sono meravigliose. Comunque, Kenny Guerriero Original Songs è la colonna sonora di un, diciamo, lungometraggio, un OAV, che uscì sempre negli anni 90, che, diciamo, narrava la storia un po' più romanzata di Okuto no Ken. Diciamo, quel cartone animato che non fa parte né di tutti quelli moderni, non fa assolutamente parte, è diciamo un OAV di circa un paio d'ore, che racchiude la storia di Kenny Guerriero da quando si è scontrato con Shin fino alla prima battaglia con Raul. Ok? Quello fu un film molto 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 bello.
che io ricordo, e lì c'erano tutti i brani sonori che erano contenuti nel film, nell'OAV, diciamo. Il film di Kenny il Guerriero all'epoca si chiamava, ovviamente non era film, era un cartone animato. Ok? Guardate, qui ci sono i 45 giri, come vi ho detto, sono tante le sigle dell'Ave Maia. Ok? Andiamo avanti, andiamo avanti. Ah, mi scappa la pipì papà, questo ovviamente ce l'ho. Pippo Franco, Pippo Franco. C'ho altro, c'è pure Chi Cococò di Pippo Franco. Qui sono le pagine finali di questa rivista. Siamo addirittura d'arrivo. Guardate. Ok? Miyazaki, Madame Bovary, c'est moi. Io non so parlare francese, mia figlia studia il francese. Fatemi un po' vedere questo che cos'è. Ah, questa è la collection. No, io purtroppo Anime Cult Collection non posso prendere pure la collection dove sono raggruppati due numeri. Vedete, i numeri 7 e 8 di Anime Cult, soli 9,90 € racchiusi in un unico volume. Ok? Nel jukebox, oh che figo, c'hai un jukebox? Che marca è il jukebox? È un Wurlitzer? No, non mi dica che c'hai un jukebox a 45 giri. Che bello, io sempre su Facebook, io sì, è un grande, purtroppo è invecchiato pure lui, diciamo, era molto più grande di noi. Però ha fatto la storia, ha fatto la Sai l'ultima, ha condotto per tanti anni la Sai l'ultima. Pippo Franco ha fatto tanti brani, diciamo un attore e ha fatto diversi film. NSM, ah, NSM, sono buoni pure quelli lì, si sentono bene, però i Wurlitzer vabbè, ha il suo perché, dai, su, io che sono appassionato di vinili, poi stavo dicendo, andando su Facebook, se cercate, ci sono tutti i filmati che io ho girato, qui vicino a me c'è un museo dove ci sono tantissimi jukebox e ci sono anche dei video jukebox, addirittura i video jukebox quelli con l'8 mm, quindi con diciamo, la pellicola e non con il digitale, perché poi i video jukebox vennero fatti con i video CD della Pioneer, con, diciamo in versione già digitale, ma c'era lo scopitone che fu uno dei primissimi diciamo jukebox con le immagini proiettate su uno schermo, bellissimo. E lì trovate anni 70, lo so, quelli partono da rotti da 1000 €, sani costano pure di più. Comunque sono belli, jukebox che tu selezionavi, diciamo, il vinile da ascoltare. Poi hanno fatto dei jukebox anche a 78 giri, hanno fatto dei jukebox con i 33 giri. Ovviamente non hanno avuto tanto successo, mentre quelli che hanno avuto più successo si trovano nei bar, sono appunto quelli con i 45 giri, e io ho tantissimi 45 giri in versione speciale per jukebox, che significava che erano un po' più resistenti innanzitutto come supporti, quindi c'era un po' più di vinile, e poi avevano al lato A un brano di un artista, di un'etichetta, e al lato B un brano di un altro artista, di un'altra etichetta. Quindi quelli venivano fatti uscire solo per jukebox, perché un'etichetta non era mai interessata a vendere dentro un negozio di dischi un brano con un disco, diciamo, con il lato A di un'etichetta e il lato B di un'altra etichetta. No, lui ti vendeva il suo cantante con l'etichetta, con la distribuzione che quella era, e quindi era la stessa sul lato A e lato B, quello per il consumer, diciamo, per il pubblico. Mentre per i jukebox uscivano dei 45 giri versione speciale per jukebox, e quindi avevano, diciamo, anche due artisti diversi, magari anche due grandi successi, uno al lato A e uno al lato B, di due etichette diverse, di due cantanti diversi. Ok? Vedi, lo sto dicendo pure io.
Io ce n'ho tanti dei 45 giri versione per jukebox, tanti, tanti. Vabbè, io ho circa 6.000 vinili, sto cercando di metterli a posto. Infatti, prossimamente poi faremo anche, diciamo, un unboxing perché ultimamente sono andato da loro, guardate, sono andato da loro, non vi faccio vedere cosa contiene questa busta. Proprio venerdì scorso sono andato da loro, dalla discoteca laziale, loro mi dicono perché vieni così raramente? E io ho risposto perché se vengo qui per me me compro tutto il negozio, non è possibile, cioè, per me quello è il mio regno, lì c'hanno tanti giradischi esposti e c'hanno centinaia di vinili, tutti nuovi, perché se uno vuole andare a vedere i dischi usati, i dischi vecchi, ci sono tante fiere, soprattutto qui a Roma, c'è il Vinyl Village che ancora si fa, c'è la fiera del disco che viene fatta all'Eur, ma poi ci sono tanti dischi, c'è pure Mille Record Store che sta proprio su via Merulana dove mia figlia ogni venerdì va a fare teatro e quindi io lascio mia figlia lì, ho 2 ore però non ci sono più entrato lì dentro perché pure lì che ci hanno usato, io pur avendo circa 6.000 vinili non riesco a entrare lì dentro senza spendere soldi. Purtroppo non è che uno può spendere tutti questi soldi per tutte queste cose, e le riviste, e il retrocomputer, e quello, e quella, comincia a essere un po' troppi soldi, quindi io cerco di non entrarci perché sono sicuro che se io entro da 1000 Record Store spendo i soldi, se sono entrato lì nella discoteca laziale ho speso soldi, capite? E non si può fare, diciamo, bisogna pure pensare un po' al futuro, un po' a quello che saranno le cose, diciamo, le cose a venire. Io vi ringrazio, è durata un'ora questa live, tra l'altro grazie mille dei commenti, di aver partecipato, diciamo anche con i commenti e quindi interagendo con la live, mi fa piacere. 330 ce n'hai, compresi i cofanetti. Io qui mi pare che ce n'ho un migliaio solo di musica classica. Ce n'ho un migliaio tra Bach, Beethoven, tutti quanti questi qua. Ce n'ho circa un migliaio solo di musica classica. Poi, senza tralasciare, un attimo solo, vi apro al volo qua, vi faccio vedere solo uno. Si apre qua? Si apre. Vedete? Ecco. Io poi ho le discografie complete, guardate, vi faccio vedere, ecco, tu hai parlato di cofanetti, guardate che cofanetti, questi sono vinili, Lucio Battisti, Gli anni d'oro, Sbam, 4 vinili, Lucio Battisti, Claudio Baglioni, questi sono 3 vinili, cofanetto, 3 vinili, Sbam, bellissimo cofanetto anche questo, questi già l'ho fatti vedere, io di Lucio Dalla ho tutta la discografia e poi ho pure qualche speciale perché questo non fa parte della discografia di Lucio Dalla, 3 dischi dei migliori brani di Lucio Dalla, 3 dischi, questo è dell'RCA, questo era sempre per la collezione, facevano le migliori canzoni e facevano uscire questi cofanetti. Questo lo conoscono in pochi oramai, Elvis Presley. Questo oramai, lo so, io per tutte le cose che ho, io se io vado a pescare, a parte che già pure questa è una compact flash da 2 giga, già è da museo, ma poi guardate io che vi tiro fuori. C'ho una collezione di sticker e di adesivi che fa paura. Andate nel mio canale e c'è, apriamo insieme una grande cartellina arancione. Dentro quella cartellina arancione c'è la mia collezione di adesivi di tutti i tipi. Questo è un adesivo, questo è un adesivo. Se voi lo vedete dietro, questo è un adesivo. È un adesivo, vedete? Mi pare che l'ho preso a un Expo Cartoon questo. Guardate che bell'adesivo. Poi senza contare che ho fatto vedere, sempre per la mia storia, Mixed by Harry, vedete? Questi sono gli adesivi originali Mixed by Harry, mi sa che ce l'ho solo io, tutti colorati. Questi sono gli adesivi con tutti i nomi, vedete? C'ho collezioni di adesivi, c'ho la collezione dei tappetini del mouse, dell'epoca però, degli anni 90, primi anni 2000, quando i mouse erano ancora con la pallina. Fatemi vedere una cosa, mia moglie
ma mi nasconde le cose, per dirvi qui qualsiasi cosa uno prende. Guardate, questo è un mouse che io ancora adesso utilizzo per fare delle prove, con la presa PS2 che non è, e poi qua dietro c'è la pallina, vedete, non è ottico questo. Adesso siamo tutti abituati con i mouse ottici, guardate, questo si faceva così, l'ho pulito da poco, e dentro c'è la pallina, il mouse con la pallina. Oramai questa è storia, perché non si trovano più i mouse con la pallina, se non quelli di Amiga, retro gaming, retro computing, vedete? E questo è un mouse perfettamente funzionante. Aspettate che mi rimetta a fuoco la telecamera, vedete? Mouse con la rotella, funziona, perfetto. Ma perché lo devo buttare? Ma ce ne avrei tante di cose da farvi vedere, già solo che ce l'ho qui davanti. Qui sto prendendo così a caso questo. Allora, oltre al contenitore, che è il contenitore di una videocassetta VHS-C, vedete? EC45 VHS-C, dentro io ci ho messo, oltre che le RAM dell'Amiga, che sono zip RAM, queste sono le zip RAM, ok? C'è questo che è del Commodore 64, che è il mio primo duplicatore per cassette, e lo tengo qua proprio perché questo è stato il primo duplicatore di cassette che io mi sono comprato. Avevo due datasette, quello è stato l'inizio un po' di tutto, diciamo. Ma quello mi sa che lo usavo già col VIC 20, non mi vorrei sbagliare, però lo utilizzavo già col VIC 20. Andrea Gherardini, ciao, buongiorno, grazie di essere passato, grazie mille. Che altro vi posso far vedere? Vabbè, qui c'è sta tanta roba, c'ho tanti CD che hanno fatto la storia un po'. Io qui come peschi roba storica. Diciamo che purtroppo devi essere diciamo, dell'epoca mia, più o meno, per capire, perché se io vi vado a prendere qui pesa parecchio. Questo è un castelletto di hard disk. Dice che c'hanno di speciale questi hard disk? Questi sono ultra wide scasi, non so né serialata né IDE. Questi sono gli hard disk di un server che aveva la piattina, quella gialla famosa, ultra wide scasi. Costavano un sacco di soldi sti hard disk, perché erano quelli che minimo che erano a 10.000 giri, pesano una tonnellata, perché il motore per far girare i piatti di metallo a 10.000 giri pesa. Quindi come vedete io qui sono contornato di roba che ha fatto la storia. Pure ma adesso l'ho montata sul giradischi. Questa è la puntina di un giradischi, la KCL01, una delle più economiche che si trova su Amazon, ma io la consiglio perché a me si sente benissimo. Cioè l'ho voluta provare così soltanto perché ho pure le ortofon io, quindi diciamo ce l'ho delle puntine buone. Eppure questa si sente molto bene, è già tutta completa, va soltanto ricalibrata un pochettino, ma poi alla fine si sente molto bene. E quindi vedete, c'ho pure, ecco, questa per esempio è una ortofon, vedete, parlando di puntine, eccola qua, Reloop, però è ortofon, vedete, c'è scritto qui ortofon Reloop, ortofon per Reloop, e va bene ovviamente anche per i miei giradischi. Lombosciatalgia, sono a casa per malattia, ai, lombosciatalgia, vabbè, diciamo che bisogna stare un po' a riposo, fa male, sì, fa male. Ah, roba da rally. Io capirai, tra i miei adesivi, se vai a vedere, c'è un'aquila enorme che era stata fatta da mettere sul cofano di una macchina. Bellissima quell'aquila, è uno degli adesivi che a me piaceva di più. Cioè un'aquila gigantesca che andava messa sul cofano della macchina, adesiva, bellissima. Proprio quell'adesivo bellissimo. Andatevi a vedere il video che ho fatto su questi adesivi. È una cartellina arancione ed è pure diviso in due parti quel video, perché ci ho messo un sacco di tempo a farli vedere tutti per quanti sono. E quindi l'ho diviso in due parti. Va bene, io direi che siamo arrivati alla fine.
che ci possiamo anche salutare. Sono le ore 12:28 di questo 24 gennaio 2024. Non avevo detto né la data né l'ora, di solito a inizio live lo dico. Tra l'altro andatevi a rivedere l'inizio della live, perché ho fatto vedere un pezzettino del video che mi è stato fatto da Fairy Kingdom per quanto riguarda le sorpresine del Mulino Bianco. Ti ringrazio di nuovo, anzi se ne vuoi fare altri a me fa solo che piacere, fa solo che piacere, anzi se vuoi prendere dei pezzi magari da altri video, mischiarli insieme, io non sono contrario, anzi io sono molto autoironico, mi fa piacere che magari oltre a magari essere un po' interessante quello che dico, magari fa fare anche qualche risata. Ho visto che hanno fatto anche un video a Marco Valleggi, uno youtuber, anzi più che youtuber, un twitcher, come si chiamano quelli che fanno streaming su Twitch? Vabbè, no, non lo so. Ha fatto a Marco Valleggi, che io oramai Marco Valleggi lo conosco come sa dal 2006 se non erro, da quando fece la sua primissima replica di Supercar, e niente, praticamente lui è rimasto stupito, questo youtuber, nel vedere Marco come ha realizzato, ha fatto vedere sia come ha realizzato l'albero di Natale a raggi catodici, un video. Alexa stop, Alexa rompe, Alexa stop, ok, no, c'ho il router di Fastweb con Alexa incorporato che non funziona tanto bene. Stavo dicendo, Marco Valleggi ha fatto vedere come ha fatto l'albero di Natale a raggi catodici quest'anno, e poi è andato a riprendere il video della pubblicità del Nintendo 64 fatta sempre da Marco Valleggi, che ha fatto vedere come rimettendo in piedi due PC Pentium 200 166, insomma con MS-DOS in rete, con due schede di rete addirittura ISA e una rete con un cavo coassiale, quindi con i due terminatori, con gli adattatori AT, quindi per metterli in rete c'erano anche già delle problematiche. Io avevo i driver anche per le schede di rete PCI, ma quando lui ha fatto quel video non ci sentivamo già, diciamo spesso, e quindi io non ho potuto dargli, perché io ce l'ho ancora qua, il dischetto con i driver, sta qui da qualche parte, con i driver per MS-DOS di quelle schede PCI che c'aveva lui, quindi lui non l'ha trovato i driver e ha usato le schede di rete ISA. Comunque ha fatto vedere come con 3D Studio aveva fatto all'epoca a fare il video della pubblicità del Nintendo 64. Quindi diciamo pure a lui ha fatto piacere, a me anche fa piacere, ok? Grazie mille, grazie di essere stati qui con me. Mezzogiorno e mezza, infatti ha suonato Alexa, io devo andare a cercare una sigla, chissà dove me la devo ancora rifare, la sigla finale la devo ancora rifare, quindi fatemi vedere che sto cercando una sigla qualsiasi, vediamo un po' qui che è, sì, vediamo un po', dai, vediamo se questa può andare bene, la facciamo andare bene per forza, dai, ok, lascio stare così. Vi saluto, ci vediamo alla prossima live presto, perché dobbiamo fare Sfogliamo insieme di questo. La prossima live faremo Sfogliamo insieme di questo, o anche, attenzione, o anche di, dove sta? Di questo, se riesco a mettere insieme tutti i 45 giri che ho. Questo lo dobbiamo fare, questo ci vorrà parecchio tempo, perché questo io sono affezionato alle sigle, come sapete, e quindi devo andare a prendere tutti i 45 giri e metterli tutti insieme. Ok, quindi una delle due. Grazie mille, ciao a tutti, 12:32, 24 gennaio 2024, mercoledì, ciao!